Con la rubrica di Veneto Globe Dialogando con abbiamo la presenza di Federico Menardi, una persona che pur abitando a Cortina è riuscita a diventare viticoltore, realizzando un vigneto in alta montagna, il più alto d'Europa, ma non solo, è anche un accademico della cucina italiana. Innanzitutto un buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E ai nostri ascoltatori. Signor Menardi, perché da artigiano che era in origine si è trasformato in viticoltore? Questa è una bellissima domanda, perché io poi ho sempre lavorato in legno, disegnavo e costruivo oggettistica, però sono sempre stato molto appassionato di quello che è la gastronomia e naturalmente si lega all'astronomia il vino. In Italia è questo il gioco. E ci siamo inventati con altri due amici, cioè in tre, di piantare le vigne in quel di Cortina, a 1350 metri. È stata una sfida tra noi, è stata una prova, perché chiaramente non si sono mai piantate barbatelle a 1300 metri, 1350. Ora siamo andati avanti da 5, 6, 7 anni. Ora è subentrato anche un coltivatore del prosecco piuttosto noto, non possiamo fare i nomi, e quindi continuiamo con questo sistema. Quest'anno abbiamo rimpiantato tutto con dell'incrocio Manzoni e del Solaris, che sono poi delle piante, delle barbatelle che si dovrebbero adattare abbastanza bene a questa altitudine. Questo naturalmente è una grande passione, non siamo viticoltori ma siamo appassionati e quindi cerchiamo di andare avanti con questo sistema. Il successo mediatico l'abbiamo avuto, ne abbiamo avuto molto. Certo, anche perché siete andati, avete partecipato agli ignoti, quelli famosi di Rai 1, e anche con un buon successo di ascolto da quanto mi risulta. Sì, alla trasmissione di Rai 1 I soliti ignoti con Amadeus io sono stato invitato proprio come a presentare il vigneto più alto, ed è stata una trasmissione molto bella, molto interessante. Mi hanno chiesto un sacco di cose e quindi decisamente la soddisfazione c'è. Lei è anche però autore di un progetto che vede l'agricoltura protagonista dell'economia cadorina e ampezana. Sì. Secondo lei un territorio come quello nostro può svolgere questo ruolo? Sì, allora, io sì, 3 anni e mezzo fa, sempre per una passione che ho, che naturalmente si lega pure alla cucina, ho redatto un progetto abbastanza complesso ma anche di facile lettura, che si intitolava Ritorno alla terra per un cadore giovani. Perché? Perché credo che io sono di Cortina, Cortina ha una terra incoltivabile, mentre tutto il Cadore ha una terra decisamente coltivabile. Pensate che durante l'impero austro-ungarico conoscevano la piana di Valle di Cadore ed era detta fertile, ma era detta Concadoro, tanto i legumi crescevano bene. Quindi perché in questo momento di difficoltà, 4 anni fa è nato il progetto, oggi più che attuale, tra l'altro oltre al coronavirus, a tutte queste cose, perché non creare una produzione di ortaggi e anche frutti di sottobosco in queste zone meravigliose? Ma per un motivo, queste piantagioni, questi ortaggi dovrebbero avere anche una valenza economica, perché se non c'è una valenza economica poi si finisce tutto, e servono anche per un'altra cosa. Tutti questi comuni hanno anche così nel loro DNA la voglia di fare un po' di turismo, poco o troppo, comunque un turismo che anche lui diventi un'economia, perché l'industria sta andando un po' a rotoli, ma come in tutta la nostra nazione, non solo qui. Quindi l'agricoltura serve a mantenere il territorio,
gestire il territorio, renderlo appetibile anche all'occhio, e questo per il turismo è una cosa assolutamente importante. Ma ci sarebbe un mercato sufficiente per assorbire la produzione? Assolutamente sì, e vi dico il perché. Noi abbiamo fatto uno studio insieme a un mio amico, proprio uno dei tre della vigna, di su quello che consumano i comuni di tutta la Valle del Boite, Cortina compresa, Lagordino, insomma tutte le zone limitrofe. Tramite le Camere di Commercio e l'Università di Padova, altri enti, siamo riusciti, e non è facile, a mettere insieme un monitoraggio di quanto consumano i comuni nostri come generi di prima necessità, generi che si potrebbero coltivare da noi. È uscita una cifra ma capogiro. Se noi coltiviamo tutto il Cadore, creando un consorzio, creando un qualche cosa, ma soddisfiamo sì e no solo Cortina. Quindi è una cosa incredibile. Il prodotto può essere venduto immediatamente, si potrebbero anche creare delle serre, perché a 800 metri o 750 dove c'è il lago di Calalzo, che sarebbe anche quello da uva, il lago di Calalzo, abbiamo delle colture ottime, splendide, però certamente ci vuole organizzazione, aiuto dei comuni, delle comunità montane. L'aiuto economico è sempre importante, perché senza soldi si fa poco, però qui il problema è un altro. Ora come ora, anche dopo la pandemia, dopo tutto, il problema sono le idee. Se noi non facciamo uscire idee da queste belle teste italiane che abbiamo, perché bisogna dire la verità, bisogna fare uscire le idee, perché il soldo senza idea non fa niente. Non va niente. E l'idea senza soldi anche forse è poco. Poco, certo. Ma quale sarebbe la forma associativa preferibile? Allora, da quello che io così mi sono un attimino interessato, anche intervistando personaggi, diciamo che amministrativamente sono più forti di me, è uscita, abbiamo fatto diverse prove tra associazioni, questo e quello, l'ideale sarebbe il consorzio. Riunire in consorzio diversi produttori. Noi qui abbiamo un sacco di occhialerie chiuse, quindi si potrebbe anche recuperare, diciamo, un capannone, recuperare un deposito per stoccare la merce, perché chi produce insalata deve pure stoccare e venderla domani, non è che può farla uscire solo dall'orto, ma se abbiamo 10 orti facciamo un camioncino di insalata che parte immediata. Questa è una filiera corta, un chilometro zero, una possibilità ai giovani di coltivare e usare poi i trattori, perché il trattore va comprato per fare tanta campagna, non tutti che comprano un trattore per fare un orto, non esiste. I trattori devono lavorare un sacco di ore, durante l'autunno, l'inverno devono lavorare con la neve, con il legno, per anche produrre dei pellet, per usare, comunque sono macchine che si possono adattare a tante cose. In ogni modo l'agricoltura, in special modo l'agricoltura di mezza montagna, dove parliamo di ortaggi, io trovo sia sicuramente un futuro. Ma lei parlava di tanti capannoni vuoti, ci sarebbe anche lo spazio per fare un mercato coperto allora? Assolutamente sì, ma il mercato coperto tutto sommato è anche forse la cosa più semplice e costa un po' la gestione. Il mercato coperto però ha un piccolo problema, che deve avere comunque a monte tante persone, deve avere comunque un bacino di utenza piuttosto grosso, ciò che il Cadore non ha un grande bacino, anche perché nel mercato coperto poi vendiamo solo prodotti, diciamo, di stagione, i nostri ortaggi, poca frutta, e quindi quello è però comunque è una cosa da assolutamente non escludere, ma magari un mercatino ridotto, non occorre avere dimensioni grandiose, potrebbe starci di sicuro. Noi abbiamo fatto un calcolo
che con un consorzio organizzato bene, amministrato bene, diretto bene, e si potrebbero riunire, noi siamo partiti con l'idea di partire con 10 produttori, perché bisogna fare anche delle analisi, 10 produttori per poi arrivare a 20, 25, non arriveremo a grandi cifre, però questo può dare lavoro a una ventina di persone nel giro di un anno, e non è poco. Sarebbe utile un marchio? Il marchio è fondamentale, non utile. Oggi senza marchio non si può assolutamente proporre quasi niente. Ma perché? Ma perché il marchio, avendo il Cadore terra eccezionalmente bella e conosciuta, dobbiamo marchiarla. Come hanno fatto tutti, io non voglio fare qui nomi, ma certi formaggi sono nati in centri più piccoli del Cadore e con un marchio hanno conquistato il mondo. Io avevo disegnato, perché poi il mio lavoro, un marchio a 2 colori, con scritto proprio Cadore e basta, senza trovare grandi scritte, con diciamo 2 colori. Uno era blu, bluette, e uno era un verde chiaro. Il verde per tutto quello che la natura dà, cioè per l'ambiente. Per l'ambiente, il bluette poteva essere anche per gli occhiali. Un marchio deve essere un marchio che si possa ingrandire e rimpicciolire, deve diventare più piccolo di un francobollo per stare su un sacchettino piccolissimo di chissà che cosa, di insalata, per esempio. Anche insalata o anche semini più piccoli, e un marchio grosso da riempire una mezza vetrina di pubblicità, di un negozio, di un consorzio, di quello che è. Questo non è semplicissimo, però avevamo incrociato questa cosa. Probabilmente 2 o 3 anni fa, forse i tempi non erano ancora maturi, forse non si è incamerato, è stato diciamo anche apprezzato, però poi si è un po' perso nel tempo. Un po' tergiversato troppo. È anche troppo tergiversato, sì. Ora come ora lo vedrei assolutamente importante da riprendere. Perché potrebbe far superare la crisi del coronavirus. Ma adesso questa è un po' difficile da capire quanto riusciamo a superare. Il coronavirus sicuramente ci sta dando una legnata di quelle violente, e questa legnata la capiremo forse a ottobre-novembre, perché ora come ora tutti quanti, tra cassa integrazione, tra questo e tra quello, forse riusciamo malamente, ma riusciamo a stare in piedi. Poi dopo, quando questo crollerà. Già eravamo in una crisi spaventosa prima, dopo il coronavirus siamo veramente a terra, e non possiamo pensare che in montagna o in mezza montagna come qui nascano industrie, non nascono più industrie, abbiamo già problemi a mantenere quelle che ci sono. Lei parlava di turismo. Il turismo è collegato anche, ed è una parte importantissima della cucina. Lei che è un accademico della cucina, che cosa consiglia? Quali sono i piatti che lei consiglierebbe? Allora, qui non vorrei cadere nella solita banalità del piatto tradizionale, del posto, di tutte queste cose trite e ritrite che ormai conosciamo e servono poco. Il problema turismo-cucina sta diventando importantissimo, anche l'enologia. Si stanno facendo addirittura tour enogastronomici, però anche la cucina ha avuto un'evoluzione. Anche la cucina va a cercare veramente il cibo, il prodotto del posto, ma questo prodotto del posto deve essere poi tradotto in cucina con dei sistemi, anche quelli della nonna, per l'amor di Dio, ma portati oggi sul piatto in una maniera anche, diciamo, la tavola va preparata con gusto. Ci vuole il gusto generale per riportare queste cose. Non parliamo sempre di cucina del posto, di tradizione, della nonna, di tutte queste cose, perché alla fine ci caliamo in 3 piatti. Cosa volete? La nonna a 1000 metri di altezza aveva 3 piatti in tutto, non conoscevano tutte queste cose. Oggi abbiamo la possibilità di conoscere
e di confezionare delle cose molto belle che rispecchiano il posto, rispecchiano il passato, rispecchiano la montagna, rispecchiano le erbe officinali nostre, rispecchiano, io porterei ancora anche le pecore, la carne di pecora va assolutamente rimessa nel piatto, la capra, i formaggi pecorino e caprino, cioè abbiamo delle possibilità enormi. Non possiamo però fermarci al piccolo produttore, all'orto, a comprare una pianta di insalata, perché tutto si ferma. È per questo che lei aveva ipotizzato la nascita di centri di assaggio nei vari alberghi? Sì, io ho iniziato a Cortina con degli assaggi ancora 7-8 anni fa, anche 10 nei ristoranti, ed hanno avuto successo. Adesso poi Cortina è un ente a sé, Cortina è un mondo suo, è un mondo di turismo mondano, così, ma tutto il resto io volevo creare addirittura in Cadore dei cosiddetti centri di assaggio, che nonostante la parola non sono così difficili. Se negli alberghi una volta ogni, non lo so, 15 giorni, riusciamo a creare la sera, che non è sempre una cena completa, potrebbe essere anche un prodotto o due soltanto, o una cena ogni tanto completa, a prezzi molto possibili per affrontare questa cosa, dove noi assaggiamo il prodotto intanto stagionale, intanto del posto e tradotto poi anche in una cena completa, perché con un prodotto, con il bruscandolo che viene adesso in questo momento sulla terra, ma possiamo creare dall'antipasto fino alla fine, con, naturalmente con degli appoggi di altre cose. E perciò la cosa è enorme, è grandiosa come studio, si potrebbero fare cose, però ripeto che io sono a disposizione per fare delle cose, ma non andiamo a calcare di nuovo la mano sul dritto e ritritto, perché ogni trasmissione parla di cucina, ogni giornale parla di cucina, ogni canale della RAI parla di cucina, no. E tutto sommato non è. Questo ha dato la possibilità alle persone di conoscere di più, questo è vero. Però dobbiamo superare e fare ancora un salto di qualità, ma un bel salto di qualità. Allora noi possiamo anche chiudere qua, ringraziando Federico Menardi per quello che ci ha detto, anche per le indicazioni che ci ha dato, perché se qualche giovane ci ascolta, qualche imprenditore agricolo ci ascolta, può avere dei suggerimenti da quanto è stato detto e immettersi su questa nuova strada. Una nuova strada che non è bloccata all'inizio, anzi che sarà favoritissima, anche perché grazie all'Europa e grazie anche alla Regione Veneto ci sono veramente tanti contributi. Sì, io volevo dire, io mi rendo anche a disposizione perché ho uno studio completo, non è che ho una cartina e basta. Per arrivare a questo è stato fatto uno studio, è stata fatta un'indagine, si sono monitorate diverse cose, perché non è che ci possiamo inventare di piantare carote e la cosa funziona, non è così semplice. Anche tutto il vino, che io me ne interesso, non è così semplice. L'abbinamento dei vini, sono anche sommelier, ma l'abbinamento dei vini non è proprio facile come sembra, anche perché oggi stiamo andando nel periodo di crisi, come abbiamo detto, e dobbiamo abbinare dei vini anche a costi possibili. Questo non è facile. In autunno ci saranno le nuove elezioni, ci saranno delle elezioni anche dei comuni, anche in Cadore. Non potrebbe entrare in qualche programma elettorale questa proposta, questo discorso? Ma devo dire che qualcuno che si presenterà o prossimo sindaco, no? Qualcuno me ne ha così, diciamo, chiesto una cosa, però ancora c'è, insomma, le persone che si presenteranno come sindaci e naturalmente come assessori, come lista elettorale, conoscono questa cosa, però è chiaro che siccome anche nei programmi elettorali abbiamo la mania di presentare 74.000 punti all'ordine e poi portarne a termine neanche uno, presentiamone due.
e portiamone a termine uno. Questo potrebbe essere l'invito per tutti coloro che affronteranno le elezioni in autunno ormai, perché sì, si parla di settembre. Sì, non so, sì, non lo so. Non lo so. Va bene, allora noi chiudiamo qua, ringraziamo ancora Federico Menardi per quello che ci ha detto e ringraziamo gli ascoltatori per averci seguiti. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti voi.